Buongiorno ragazzi, ancora terremoti, stavolta due per l'esattezza in Italia. Quindi oggi 26 agosto 2019, due scosse di terremoto hanno colpito il centro Italia. La prima è stata segnalata alle ore 8:50 di stamattina, quindi epicentro a Castel Sant'Angelo sul Nero, in provincia di Macerata. La magnitudo è di 2,2, la profondità di 8 km, quindi ha colpito più o meno la zona del Parco Nazione dei Monti Sibillini, e la scossa è stata avvertita anche, diciamo, nelle città vicine, quindi Foligno, Teramo, Aquila, Perugia, Terni. In effetti anche le persone l'hanno sentita bene questa scossa. Invece il terremoto ad Ascolo Piceno è stato registrato alle 9:23. Epicentro a Montegallo. La magnitudo qui è stata di 2,8, a una profondità, ragazzi, di 11 km. Quindi in effetti entrambi gli eventi sismici sono stati segnalati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e potete trovarli anche sul sito loro, in effetti, dell'INGV. Per il momento, ragazzi, sia in entrambi, diciamo, le parti non si segnalano, perlomeno fino a mo', fino adesso, lo dico sempre in napoletano, quindi a finale, a persone o cose, ma è stata tanta la paura tra i residenti della zona. Quindi, come sapete, ultimamente la paura è sempre tanta. Fortunatamente non ci sono danni sempre. Ultimamente, diciamo, sta andando bene, che è vero che le scosse vengono avvertite dalla popolazione, ma è pur vero che fortunatamente non ci sono danni né a persone e né a cose, edifici, case, nulla. Solo la paura, giustamente, delle persone residenti e dei turisti che tuttora comunque stanno girando ancora, diciamo, in attesa che fra poco, penso che i turisti, penso io, che dovrebbero rientrare, anche perché, parliamoci chiaro, le vacanze sono finite, quindi devono ritornare al lavoro. Quindi ragazzi, se saprò notizie in più, se ci sono danni sia ad Ascoli sia a Macerata, io faccio un aggiornamento. Per adesso le cose sono queste qua. Quindi oggi in Italia, diciamo, doppia scossa di terremoto. Quindi, come ho detto, ragazzi, una a Macerata e uno a Ascoli Piceno. Diciamo, queste sono le due scosse. Non ci sono, almeno da quando sappiamo, quindi può darsi pure che poi esce qualche cosa, questo io non lo so. Quindi in caso di che ci siano danni a cose o a persone, anche se sinceramente io non credo, perché la magnitudo è stata di poco a tutte e due le parti. Poi la profondità sì c'è stata, ma è stata solo per far sentire il terremoto alle persone, ma non per fare danni o cose. Quindi credo che non ci sia bisogno di ulteriore aggiornamento. Però in caso ci sarà qualche cosa, io lo farò. Quindi ragazzi, vi auguro una buona giornata e come sempre ci aggiorniamo man mano. Ciao a tutti.